Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquesta conferència. Una conferència en la que esteu ací distints estudiants, distints alumnes de la Facultat de Geografia i Història, però a més d'altres estudis, d'altres universitats, però sobretot donar la benvinguda en el primer lloc als estudiants que es vegen per streaming, que pertanyen al màster universitari en diagnòstic de l'estat de conservació del patrimoni històric de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Bienvenidos a los estudiantes del máster universitario en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Benvinguts també a les persones, als treballadors, als professionals i investigadors que formen part de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana, el nostre institut de l'IGACOR, i també benvinguts als estudiants del màster universitari en Patrimoni Cultural, Identificació, Anàlisi i Gestió de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i als estudiants del diploma en especialització, anàlisi i autentificació de les obres d'art que s'imparteix a través d'un programa del ADI de la Universitat de Valencia. Hechas estas palabras de bienvenida oficiales, en valenciano como marca el protocolo de la Universidad de Valencia, y que como cargo académico me veo de alguna manera responsable, ¿no? de realizar, paso por deferencia a nuestra conferenciante a hablar en castellano, puesto que posiblemente me entienda más, ¿no? en esta lengua. Bienvenidos y bienvenidas a todos, como indicaba anteriormente, a todos los estudiantes que pertenecen a los distintos estudios de posgrado, aquí presentes, ya sea en la realidad, en la sala, como a través del streaming, ¿no? En esta aula virtual que hemos iniciado hoy. Y sobre todo, dar la bienvenida en nombre de la Facultad de Geografía e Historia, donde hoy estamos para escuchar una conferencia muy interesante impartida por Roberta Fantoni, que está aquí presente, a la que le agradecemos enormemente su presencia y el haber aceptado esta invitación y sobre todo darnos la posibilidad de escuchar un tema tan novedoso como son los aspectos de transferencia tecnológica y de innovación aplicadas a la conservación de los bienes culturales a través de un proyecto que se realiza, un proyecto regional, que se llama COBRA, que se realiza en el ENEA, que como ustedes tienen en la pantalla, es la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible. Esta conferencia y la presencia de Roberta aquí no hubiera sido posible sin todos los actores que han participado digamos, de alguna manera, en cierta medida, de colaborar en precisamente hacer posible el viaje, la estancia y el desarrollo de esta conferencia. En primer lugar, pues quería dar la bienvenida, darle las gracias, expresar mi agradecimiento a Pilar Ortiz, que es compañera, decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Pablo Olavide y responsable del Máster Universitario en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio. Darle las gracias encarecidamente a Gemma Contreras, compañera de fatigas, en nuestro interés por la defensa y por el avance, ¿no? en el conocimiento, en todo aquello que supone la defensa en la conservación del patrimonio cultural. Y dar las gracias también a Marisa, que está aquí presente, Marisa Vázquez de Ábredos, que es no solamente compañera de departamento, sino además
también compañera de Fatigas, puesto que coordinamos ambas de manera conjunta el diploma de autentificación de obras de arte y además somos profesoras en el máster en patrimonio cultural, concretamente en la rama de conservación preventiva. Sin más, y hechas las presentaciones y los agradecimientos, como marca el protocolo, pues bueno, en primer lugar tiene la palabra Gemma Contreras, que es la subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación y de Restauración, de IVACOR, como hemos dicho, un instituto dedicado al patrimonio cultural, a la investigación y de la protección de todo nuestro patrimonio. Es un instituto que se encarga de velar por el patrimonio de los valencianos, por el patrimonio cultural de todos los valencianos, y por tanto no solamente le agradezco siempre su generosidad, su entusiasmo, por ayudarnos, ¿no?, a formar a nuestros estudiantes, a completar la formación de nuestros estudiantes, no solamente a través de esas clases teórico-prácticas que podemos facilitar en la facultad, sino acercando las instituciones al mundo académico, al mundo universitario y poniendo a nuestro servicio toda su experiencia, la práctica y sobre todo esa investigación aplicada que realizan día a día en su instituto. Dar de nuevo las gracias por su presencia a Roberta. Fantón, es para nosotros un verdadero placer, un honor tenerla aquí con nosotros. Y bien, sin más, doy en primer lugar la palabra a Gemma Contreras. Muchas gracias, Gemma. Hola, buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque la protagonista soy Roberta. Bueno, yo también como Esther, pues lo primero que quiero es dar las gracias porque, bueno, pues en tiempos malos, ¿no?, y en tiempos que las cosas cuestan mucho, pues siempre unir energías, unir fuerzas, pues nos hace importantes y fuertes a todos. Bueno, pues Pilar nos ofreció poder tener esta conferencia aquí y, bueno, no dudé en ningún momento en que, bueno, la Universidad de Valencia, que siempre nos abre las puertas, pues decirle si podía alojar la conferencia, no solo por la tecnología que podía prestar, sino por la implicación que tiene en los másteres, en los alumnos y porque, bueno, también nos han invitado a participar de los másteres. El personal del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, que le hemos cambiado el nombre, está participando como profesores en todos los másteres. Entonces, bueno, pues es una forma de reflejar pues que estamos todos en la misma dirección por el patrimonio valenciano y bueno, la conferencia de hoy es muy importante porque Roberta nos va a explicar su proyecto, el desarrollo de tecnología aplicada a la restauración, pero nos estaba contando justo antes de empezar que estaban profundizando en aparatos baratos y económicos, a cómo transformar la gran tecnología a pequeños aparatos que puedan tener empresas de restauración pequeñas, de restauración, de autentificación, en casa, ¿no? Dice, bueno, pues con 1.000 euros puedes comprarte este aparato que a lo mejor nunca habías soñado. Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho que nos vaya a explicar todo esto y ella me ha dicho que cualquier pregunta, cualquier información que queráis, que si queréis profundizar en algo, que le mandéis un email y que ella os enviará toda la información que precise, con lo cual es una persona también muy generosa. Bueno, sí, paso a leer su currículum. La doctora Roberta Fantoni, la responsable de la división FN TECSIS del ENEA, coordina la actividad de investigación para el desarrollo y la implementación de tecnologías de diagnóstico y de procesos basados en radiaciones no ionizantes, láser, con principales aplicaciones en ambiente, bienes culturales y seguridad. El desarrollo de acelerador de partículas para la biomedicina, el desarrollo de sistemas microcomponentes y nanoestructuras para la optoeléctrica y la nanobiofotónica. Es coordinadora científica de numerosos proyectos nacionales y europeos focalizados en el diagnóstico para los bienes culturales y actualmente coordina el proyecto regional COBRA. Es licenciada en Química y se ocupa de la actividad de investigación multidisciplinar y de proyectos entre las fronteras entre las competencias de la química y la física, con un amplio interés de aplicación en biología y medicina y en los bienes culturales. Y es una experta internacional en espectroscopía y diagnóstico de láser y es autora
de más de 160 publicaciones en revistas internacionales con un H-index de 26. Así es que, bienvenida Roberta. Allora, grazie per la presentazione. Io cercherò di parlare in italiano e anche lentamente, se non capite mi fermate. Le trasparenze sono scritte in italiano, spero che siano comprensibili. Io sono molto onorata di aver ricevuto questo invito. C'è molta attenzione in questo momento anche a livello regionale per gli aspetti di internazionalizzazione dei problemi legati a tutte le Smart Specialization Strategies, anche all'applicazione su beni culturali, e quindi anche per me questa occasione di incontro è importante. Io adesso vi racconterò di questo progetto che è stata un'esperienza pilota nella nostra regione per il tema dei beni culturali. Ce ne sono altri su altri temi, ma questo è l'unico sui beni culturali. E quindi adesso vi spiegherò più o meno da cosa siamo partiti e cosa abbiamo ottenuto. Allora, in particolare per poter trasferire qualcosa c'è bisogno di avere un background. Quindi noi siamo partiti dal background che noi abbiamo di sistemi laser per remote sensing, diagnostiche remote, soprattutto di tipo imaging e analisi spettroscopiche. Remote le facciamo attraverso i laser che hanno una serie di vantaggi, possono operare in maniera non distruttiva, possono operare da lontano, non hanno bisogno di illuminazione, quindi sono insensibili all'illuminazione ambiente, possono operare con correzioni geometriche abbastanza semplici e permettono una gestione di un gran numero di dati, creando archivi digitali. La novità che si presenta in quest'ultimo periodo è che si possono integrare più di un prototipo, quindi oggetti che fanno cose diverse, per esempio applicano diverse tecniche spettroscopiche, si possono integrare anche con i risultati di sensori in situ, possono permettere la fruizione dei dati in ambienti totalmente virtuali, cioè voi vedete il risultato in un modello 3D sul vostro computer o sul cloud in rete. E poi ovviamente sono il punto di partenza, essendo un database digitale, per usare realtà aumentata e anche per, oltre che per la conservazione, per la fruizione turistica. In quest'ultimo punto stanno i soldi. Quindi, dopo tutto il discorso, qualche soldo arriva perché ci sono le possibilità di aumentare il giro di affari del turismo. Questi sono i prototipi che noi abbiamo sviluppato nella mia divisione Afrastati. Questo è uno molto particolare, che è uno scanner che noi abbiamo chiamato RGB ETR. Uno scanner produce una nuvola di punti, quindi misura delle distanze in valore assoluto. Questo lavora ad altissima risoluzione perché lavora in modulazione di ampiezza invece che tempo di volo, per chi si intende di scanner, e ha una caratteristica sua: acquisisce l'immagine con 3 fasci laser, quindi in realtà è un sistema per fare colorimetria remota perché ha la risposta a 3 lunghezze d'onda specifiche. Non è uno scanner che appiccica una fotografia, ma misura la risultanza a 3 valori specifici. Lavora a risoluzione sotto il millimetro fino a 35 metri di distanza, quindi permette di fare dei lavori tipicamente nelle volte delle cattedrali. Lo abbiamo calibrato per il colore. Chi si è occupato di colorimetria sa che uno dei problemi per la colorimetria da lontano è che allontanandosi si falsano i colori. A questo punto si fanno delle calibrazioni con un bersaglio bianco di riferimento a diversa distanza. Questo è per esempio un esempio qualsiasi. E a questo punto si possono ottenere una serie di informazioni che non sono solo la colorimetria, ma l'alterazione dei pigmenti e anche della struttura. Quindi si possono studiare in particolare sia le fluorescenze che le microchicche. Questo nel caso di una superficie dipinta o di una superficie di qualsiasi tipo di cui per qualche motivo ci interessa anche il colore.
Cosa può fare sotto la superficie? Abbiamo creato in quest'ultimo anno il piccolo fratello. Questo lavora con una sola lunghezza d'onda, ma lavora nell'infrarosso, a 1,5 micron. Cosa succede? Lo potete vedere qui. Abbiamo qui la testa ottica che sta lavorando, se fosse per funzionasse, eccola qua, e abbiamo questo quadro. Questo è un quadro che un nostro collega pittore aveva fatto, poi non gli era piaciuto più e quindi ci aveva ripassato quelle due strisce, una rossa e una grigia. Se noi andiamo con la radiazione infrarossa e facciamo una scansione, vediamo cosa lui aveva dipinto prima. Mancano i colori, ma chiaramente possiamo rivedere il disegno. Questo perché è importante? Immaginate tutte quelle parti di affreschi magari un po' sciupati che poi sono stati scialbati perché erano passati di moda. Se uno ci va a guardare può recuperare quello che c'è sotto e anche fare una valutazione sul fatto che convenga o meno di rimuovere la scialbatura sulla base di quello che c'è sotto. L'abbiamo fatto funzionare a 5-10 metri di distanza senza problemi e adesso stiamo cominciando a portarlo in giro. La prima volta l'abbiamo portato in un posto a Rieti per cercare di vedere sotto una scialbatura, non abbiamo avuto grande successo, ma probabilmente in quel caso c'era rimasto poco da vedere sotto. Ma stiamo andando avanti in questa direzione. Questo è un sistema che ormai funziona da diversi anni, 5 o 6 anni, e l'abbiamo portato anche a Siviglia e in giro per l'Andalusia, e con questo noi facciamo delle scansioni di linea e per ogni punto acquisiamo lo spettro di fluorescenza. Questo è un sistema veloce, meno risolto spazialmente, ma che fornisce un'informazione completa sulla parte spettrale. Inoltre, operando la CCD, che è quel rivelatore che vedete lì nel mezzo, in particolare modo con un gate temporale, si possono anche ottenere spettri risolti in tempo. Questo ci può dare alcune informazioni particolari che permettono, accoppiate allo spettro di fluorescenza, di caratterizzare meglio la composizione del materiale che stiamo esaminando. Questo è particolarmente adatto alla caratterizzazione di pigmenti e soprattutto dei consolidanti perché lavorano all'ultravioletto. E i pigmenti di cui va particolarmente bene sono quelli più moderni che sono fluorescenti. Questo è un altro figlio che funziona nella stessa maniera, ma lui non fa spettri. Lui somiglia a quello che avrete visto da qualche parte, si sa, è Scena del crimine. C'è un laser ultravioletto e una CCD che acquisisce solo l'immagine dietro dei filtri. Qua ci sono i filtri, 8 filtri, quindi noi preselezioniamo la banda di fluorescenza su cui vogliamo andare a vedere l'immagine. La facciamo 8 volte diverse, quindi non abbiamo degli spettri, ma abbiamo delle bande spettrali. Con questo si può riconoscere una scena, l'immagine di una scena, verificando le singole componenti caratterizzate dallo stesso materiale. Non vi nascondo che non è stato sviluppato per i beni culturali, è stato sviluppato per security, quindi dopo un'esplosione si vogliono andare a cercare i pezzi di plastica con cui era stato fatto il contenitore dell'esplosivo o il sistema di detonazione, però funziona benissimo anche per caratterizzare beni culturali se c'è una risposta nel visibile o nel vicino ultravioletto caratteristica di alcuni materiali. Vi farò vedere un esempio molto buono di questo, che è un sistema assolutamente veloce, trasportabile, ma non leggerissimo, pesa 40 kg, ma che acquisisce immagini veramente in maniera rapidissima, in 8 minuti ha fatto tutte le 8 bande spettrali, e questo può essere particolarmente utile per caratterizzare per esempio delle statue. Vi farò vedere un esempio. Questo è l'ultimo nato, in realtà ne sono nati ben 3 prototipi, nell'ambito sempre di un progetto di security in cui veniva portato a spasso da un robot, una piccola automobilina automatica a guida autonoma, perché bisognava avvicinarsi alla scena di un potenziale deposito di esplosivi e quindi non ci poteva andare l'umano, ma ci può andare la strumentazione, e mettendo insieme 3 diagnostiche spettroscopiche
la scarica per l'eccitazione atomica, la spettroscopia Raman e la spettroscopia di fluorescenza, poteva permettere di riconoscere le tracce di esplosivo. Noi abbiamo fatto una dimostrazione per la security in cui questo sistema rivelava a 10 metri di distanza le tracce di esplosivo sulla maniglia di una roulotte di un caravan dove si supponeva che i terroristi avessero stoccato del materiale esplosivo per un attentato. E qui vedete le caratteristiche. Per quanto riguarda i beni culturali, una delle caratteristiche è che è uno dei pochi sistemi, ce n'è un altro, il professor Laserna a Malaga, che può fare l'IPS da remoto. L'IPS è una tecnica di laboratorio che in genere si usa a mezzo metro di distanza massimo. Questo lavora a 10 metri e quindi potrebbe essere usato anche sulla facciata di un edificio se dobbiamo caratterizzare le pietre senza aver bisogno di fare un prelievo. Ci fa un buchino, ma un buchino di 10-50 micron su una pietra è una cosa assolutamente accettabile rispetto a un problema di conservazione o magari di capire se si tratta di materiale originale, di materiale di riporto, di biodegrado piuttosto che di inquinamento atmosferico. Questo è un work in progress e se vedete ce ne sono più di uno che abbiamo sviluppato successivamente cercando di renderlo più trasportabile e più maneggevole. Il progetto è un progetto finanziato dalla Regione Lazio ed è stato pensato non per fare degli esempi di applicazione, ma per dare delle risposte. Noi abbiamo messo in campo delle tecnologie disponibili e abbiamo fatto una conferenza all'inizio del progetto dicendo: noi sappiamo fare questo, questo e questo. Diteci cosa serve a voi che siete gli end user del Lazio, quindi i gestori dei beni culturali, le imprese coinvolte nel restauro dei beni culturali della nostra regione, le imprese coinvolte nei sistemi di valorizzazione e fruizione. Nel frattempo, mentre voi ci sottoponete i problemi, noi dobbiamo sviluppare dei dimostratori e li svilupperemo tanto più nella direzione che voi ci indicate quanto più è possibile farlo. E questa cosa è stata possibile perché l'Enea è un'istituzione piuttosto grande, in Italia noi siamo circa 2500 persone, che ha una grossa concentrazione nel Lazio, ci sono gruppi di 3 dipartimenti coinvolti nel progetto, quindi stiamo parlando dell'ordine di 50-60 persone coinvolte, e alcuni abbiamo i nostri esperti di tecniche di spettroscopia, di remote sensing, che sono quelli che lavorano con me, abbiamo gli esperti di informatica, ICT, e abbiamo un gruppo di esperti di monitoraggio, sismica soprattutto, e poi abbiamo l'unità di studi che si occupa proprio di questa fase di interazione con le ditte e che ha organizzato una serie di eventi intervistando proprio gli utenti per cercare di capire di cosa avevano bisogno. Andiamo avanti. Questa è una slide fatta dalla nostra assegnista assunta sul progetto che vuole sintetizzare quello che dobbiamo fare. Quelli che vedete sulla destra sono gli end user in generale, che sono diversi tipi di figure, anche molto diverse tra di loro e spesso non interagiscono facilmente perché, per esempio, da noi i gestori dei beni culturali sono tutti pubblici, almeno nella nostra regione. Ci sono i tecnici del settore che spesso sono professionisti autonomi e poi ci sono imprese organizzate che svolgono servizi oppure vendono strumentazione e per tutti questi c'è bisogno di focalizzare e trasferire alcune conoscenze innovative che a nostro parere sono già abbastanza mature. Bisogna capire se effettivamente a loro servono e convincere loro che sia opportuno adottarlo. Come facciamo? In un ramo in alto abbiamo organizzato le dimostrazioni e sviluppato i dimostratori. Nel ramo in basso abbiamo aperto i nostri laboratori.
sia realmente consentendo alle noi, portando i loro problemi, sia virtualmente in streaming. Abbiamo dotato tutti i laboratori dove si fanno le misure che poi servono potenzialmente a loro, di sistemi di videoconferenza, ma anche di sistemi di lettura diretta del dato durante l'acquisizione. A quel punto la persona che ti ha mandato, che ha portato il campione e che magari non sta lì perché il laboratorio è un laboratorio protetto, perché ci sono radiazioni, quindi non è facile avere poi tutta la possibilità di lavorare lì direttamente, può da casa sua seguire l'esperimento e mentre noi lo facciamo dire no, ma non l'avevo irraggiato in quel modo, irraggiatelo in un'altra maniera, perché a me interessa per esempio che voi andiate più in profondità, perché voglio sapere cosa c'è nello strato sotto e non nello strato sopra, e quindi possiamo aggiustare l'esperimento di conseguenza. E questo ha avuto anche un altro vantaggio: i dati rimangono in rete e l'end user li può riusare, rielaborare sul nostro supporto informatico senza nessun problema, con una password di accesso riservata. Questo ha avuto un grosso successo, questa parte, magari non per il singolo esperimento, ma per esempio per alcuni esperimenti grandi che vi farò vedere, che implicano per esempio l'utilizzo di tavole vibranti o acceleratori o comunque grossi sistemi che non è possibile stare lì mentre si fa l'esperimento in continuazione. Gli obiettivi del progetto sono quindi lo sviluppo della collaborazione con le imprese, facilitare l'accesso ai laboratori e alle tecnologie, perché è vero, noi ti guardiamo il laboratorio, ma se tu non lo sai neanche me lo chiedi, devo convincerti che vale la pena che tu ci perda mezza giornata a venire in laboratorio e imparare qualcosa, fare del lavoro anche per conto delle imprese, tutto pagato dal progetto. Abbiamo realizzato degli interventi dimostrativi in situ che sono stati la parte più interessante su casi di studio di interesse della regione, e poi, non ultimo, la regione ha preteso che noi assumessimo delle persone. E noi in questo progetto abbiamo dato dei contratti biennali a 8 giovani ricercatori, 6 con un contratto a tempo determinato e 2 con assegno di ricerca perché erano meno specializzati. Quindi questo è stato quello che si è impegnato di fare la nostra regione. Quindi abbiamo detto aprire i laboratori. Quali laboratori sono che abbiamo aperto? Laboratori di indagini conoscitive, quindi prevalentemente diagnostica, laboratori per caratterizzazione strutturale e prevenzione dei rischi, quindi laboratori di monitoraggio sostanzialmente, e poi laboratori di trattamento di materiali, quindi non propriamente laboratori di restauro, ma alcune linee che sono accessorie al restauro: disinfestazione, ablazione e pulizia. Noi non siamo restauratori, noi sviluppiamo strumenti. Il restauratore deve dirci se qualcuno dei nostri strumenti gli può servire e poi prosegue dopo averlo utilizzato. Questa è stata una delle realizzazioni che ha avuto, diciamo, più successo mediatico, nel senso che è una sola slide, ma riassume quello che il gruppo ICT ha fatto per noi, ha fatto per il progetto. Di fatto ha permesso l'accesso remoto a tutti quanti e anche adesso permette che a fine progetto chi ha raccolto dati di questo progetto può continuare a usare il nostro repository con le sue chiavi di accesso, può usare i programmi che noi abbiamo sviluppato nel layer intermedio e quindi rimangono a disposizione sia i dati originali sia i dati elaborati. E poi questi dati elaborati su loro richiesta possono essere messi sulla rete DAR, che è una rete grande in Italia, è una delle grandi reti e a questo punto fruiti anche in rete. E i prodotti del progetto. I prodotti del progetto sono stati di vario tipo. Un prodotto che vi avevo accennato prima è stato quello legato alle interazioni con gli end user. Come abbiamo fatto queste interazioni con gli end user? Io qui ho portato un libricino
che magari forse a qualche professore può interessare, abbiamo organizzato degli incontri. Sono stati 3 incontri che sono stati chiamati focus group, con una metodologia utilizzata in Europa. Abbiamo chiesto a una ditta specializzata di aiutarci a farli e abbiamo ottenuto le indicazioni sulle esigenze locali, sulle esigenze di innovazione in prospettiva, sugli ostacoli che questa innovazione incontra e anche su come nelle più rosee prospettive le imprese e gli end user vedevano un futuro per l'innovazione. Uno degli achievement migliori è stato definire cosa si pensa, quale si pensa che sia il panorama fra 10 anni. È stato un esercizio difficile, che soprattutto per noi che facciamo tecnologia è abbastanza inusuale, ma è stato utile perché la Regione ci ha ringraziato per questa cosa, e questa cosa è stata usata per tirar fuori un bando per la costituzione del distretto tecnologico. Quindi è stata un'esperienza utile. Poi la piattaforma informatica di cui vi ho appena detto, e poi i prodotti invece più tecnici, quelli che adesso vi viene da illustrare. Abbiamo realizzato una decina di dimostratori e una quindicina di interventi. Gli interventi sono stati principalmente in situ, alcuni in laboratorio per la caratteristica proprio dei materiali e degli strumenti che ci sono stati richiesti. Gli ultimi interventi sono ancora in corso, però vi faccio vedere quelli più significativi. Allora, i dimostratori cosa sono? Sono degli strumenti che abbiamo cercato di sviluppare a partire dalle nostre competenze sulla base di richieste specifiche. I siti del Lazio come sono? Ce ne sono di tutti i tipi, però per esempio ci sono alcuni siti che sono particolari caratteristici nel Lazio, i siti ipogei. Non so se la parola ipogeo sia chiara, ma comunque andiamo per tombe e catacombe. Come ci si va? Ci si deve andare con strumentazione piccola, che lavori da vicino. E noi che eravamo specializzati e ci vantavamo di andare a 35 metri, ce la siamo vista un pochettino problematica questa cosa. E poi spesso manca la corrente. E come che lavora la tecnologia senza corrente? Abbiamo cominciato a produrre oggetti che vanno anche a pile. Questo è un oggettino che è il figlio piccolo dei sistemi che fanno fluorescenza, fanno spettri di fluorescenza e ricostruzione di immagini, che lavora a pochi metri, tipicamente tra 2 e 5 metri, però è controllabile tramite un cellulare, lavora a pile e pesa 1,5 kg. Ce lo siamo portato sul campo in svariate catacombe, non lo vedete in quella foto, la Villa dei Pentili. La Villa dei Pentili è un sito archeologico sull'Acqua Antica. In quel momento eravamo lontani da una presa di corrente, ci volevano diverse centinaia di metri di cavo, e ho acquisito dei segnali così, lì, da solo. Un lavoro di una mezz'oretta, e in quella zona è stata scannerizzata. Si vede nell'immagine sulla destra che c'è del biodegrado, e è significativo che il biodegrado venga dal fondo dell'immagine che abbiamo preso, cosa che non si capiva assolutamente dalla fotografia, perché vuol dire che c'è un'infiltrazione d'acqua che viene dal pavimento. Per farvi capire le performance, nell'immagine di sopra si vede una misura analoga fatta in laboratorio, c'è una foglia e un pezzo di carta. Si vede la distinzione, secondo la banda esaminata, della cellulosa del pezzo di carta nell'angolino, quando guardiamo nel blu, e della fluorescenza rossa della clorofilla quando andiamo a vedere la componente della clorofilla che indice del biodegrado. Questo per capire come funziona un oggetto del genere. È un oggetto semplice, però ha una domanda semplice. La restauratrice ci ha detto: sopra questo affresco ci sta una tettoia, l'affresco è in cattivo stato, che facciamo? La tettoia c'ha un senso o non c'ha un senso? Allora la tettoia aveva il suo senso, perché l'affresco si sta rovinando da sotto, quindi se tu rilevi la tettoia è andato, l'affresco non lo perdi completamente. Magari se volete recuperarlo cercate di isolarlo dal pavimento. Questo aveva un bel pavimento mosecato tra
Altro strumento, abbiamo fatto vedere che abbiamo dei sistemi che fanno lift e Raman molto sofisticati, quello portato in giro dal robot. Questo invece è un sistema semplice. Questo è un sistema che abbiamo messo su con 5.000 euro, comprando il rivelatore e un po' di componenti ottiche, e il laser ce l'avevamo, ma si tratta di laser di potenza media, non particolarmente costosi. Quindi questo è un sistema da laboratorio, ma con le sue brave rotelline, si può portare sul sito archeologico e fare un'analisi di composizione di alcune cose che può essere utile conoscere subito di che si tratta. Viene fuori un reperto, non sappiamo se magari è una moneta che abbia un suo pregio, oppure che sia semplicemente un pezzettino di ferro corroso che non vale niente. Queste sono le cose che portate sui siti ti danno una prima risposta, un'analisi più che altro qualitativa. Però, per esempio, nel caso dei pigmenti e dei consolidanti, che non è tipicamente il caso per questo strumento, già possiamo vedere le prestazioni che sono confrontabili con lo strumento di laboratorio. Questo è un sistema che abbiamo sviluppato perché c'è esigenza di videosorveglianza nei musei. Sì, si fa con la videocamera, però la videocamera è un'immagine 2D. Può essere utile un'immagine 3D perché chi viene con cattive intenzioni si mette il cappuccio, si nasconde dalla videocamera e poi non lo vedi mai più. Questo è un sistema basato sulle Xbox, le Kinect, che servono per i videogiochi. Quindi è un sistema di scarsissimo costo che abbiamo messo insieme noi e che abbiamo fatto con una stampante laser Lausing. È stato provato in una manifestazione, questa era Technology for All, e vedete che intorno al sistema ci sono tutte le persone. Abbiamo fatto le riprese dall'alto per la privacy, abbiamo implementato anche un filtro. Se qualcuno si avvicina oltre il metro, oltre i 2 metri, possiamo mettere il filtro che ci pare. A quel punto scatta il sistema di allarme, un sistema che costa in tutto migliaia di euro e anche lui è comandato tramite un telefono cellulare, quindi è tutta quanta tecnologia che poi è utilizzabile senza bisogno di dipartimento di informatica dietro. Questo è un sistema assolutamente diverso, è un sistema in fibra ottica. Noi abbiamo delle competenze in fibra ottica e in particolare di sensori di Bragg. Si tratta di sensori che sono dei veicoli e se vengono messi in un punto soggetto a tensione, quando ci passa una luce laser ne cambiano la lunghezza d'onda. Questo sistema è estremamente utile nel caso di crepe, perché permette di vedere se la crepa subisce una variazione nel tempo dovuta o a un terremoto, ma molto più spesso anche solo a variazioni termiche, a agenti atmosferici, a piccoli movimenti. Tipicamente eravamo usati a Venezia per bradisismi. Questo, insieme a una ditta nello spirito del progetto, è stato implementato per essere montato in una giunzione tra cemento e legno. Con questo tipo di giunzioni strumentate si pensa di ricostruire alcuni elementi storici nel centro Italia dopo il terremoto, in maniera da poter verificare se poi a scosse successive rimangono in buono stato, rimangono sotto tensione, oppure se stanno cedendo e quindi è bene prendere provvedimenti seri. Nell'esempio c'è anche la possibilità di usarlo come sensore di umidità nel caso di cambiamenti climatici. In quel caso non lo applichi sulla crepa, lo applichi su una pietra all'aperto, quella è una pietra di peperino, materiale molto usato nel centro Italia, e avendolo funzionalizzato opportunamente risente delle variazioni di umidità. Anche questo sì, ci metti l'idrometro, ma l'idrometro non lo puoi mettere a 10 metri sopra una cattedrale, questo lo puoi mettere, puoi fare una rete o fare una serie di misure anche su estensioni tipo chilometri. Abbiamo strumentato per esempio un tratto delle mura aureliane a Roma. Qui abbiamo uno spettrometro a terahertz
Il TERERS è la regione spettroscopica del lontano infrarosso, dove non ci sono sorgenti standard. In questo caso abbiamo usato la radiazione di un laser al 100 secondo, e quindi non è uno strumento di basso costo, è ancora uno strumento di laboratorio, però si può usare, si possono usare anche delle sorgentine standard con delle antennine, e questo ci stiamo facendo un po' di esperienza sulla spettroscopia in questa regione, che permette di fare la stratigrafia. Questa è la stratigrafia fatta con il sistema TERERS, che vede che sotto l'affresco, per esempio, c'è una zona di distacco sulla destra della mappetta che vedete riportata lì. In questo caso è lavoro di laboratorio, quindi è utile che il laboratorio sia collegato in maniera che chi ci ha dato il frammento possa vedere cosa stiamo studiando e magari dirci no, guardamelo da un'altra parte se ti fa comodo così. Questo è un altro sistema di laboratorio, è un Raman dentro un microscopio, ha una caratteristica: noi lo accoppiamo con tante lunghezze d'onda di laser diverso, e questo ci serve perché il Raman soffre della presenza di materiali fluorescenti, e quindi cambiando la lunghezza d'onda di eccitazione siamo in grado di rivelare per esempio alcuni leganti che altrimenti vengono sommersi dalla loro stessa fluorescenza e quindi non li riconosciamo, perché la banda di fluorescenza può essere poco distinguibile, molto larga, mentre la banda di vibrazione Raman è molto caratteristica. Questa è un'altra strumentazione molto grossa e quindi non portabile a spasso. Noi abbiamo un acceleratore di protoni che usiamo per applicazioni mediche, però si può usare anche per spettrometria X, che è un modo per generare raggi X secondari e fare uno spettro X in maniera assolutamente non distruttiva. Abbiamo caratterizzato delle monete ed è venuto fuori che una delle monete era una moneta di oricalco, che è una lega di rame zinco, invece le altre erano bronzo, e è venuto un collezionista di monete e ci ha portato questo sacchetto dicendo: signori, ditemi quali sono vere e quali sono false, sulla base del contenuto che lui storicamente sapeva di rame e di altri metalli, ciascuno per l'epoca di riferimento. Quindi queste sono applicazioni molto particolari di strumentazione non standard, però se io non so che a qualcuno interessa usarla, anche lì bisogna che ci sia una domanda e un'offerta. Questo è un altro pezzo, un altro acceleratore che noi abbiamo sempre sviluppato per attività mediche, è un acceleratore di elettroni, che lo vedete lì sulla parte sinistra della foto, che in una camera, quella che vedete al centro, converte questi elettroni di alta energia, 5 mega electron volt, in raggi X su un bersaglio di tungsteno. Dopodiché i raggi X vengono focalizzati nella camera, quella che vedete con i mattoncini di piombo tutta sulla destra, per poter fare un irraggiamento. Si può fare un irraggiamento con dosaggio estremamente controllato, da pochi gradi a microgradi, e questo abbiamo realizzato la camera di dimensioni sufficientemente grandi, mezzo metro per 40 per 40, per agire come disinfestazione. Ci hanno chiesto le possibilità di disinfestare campioni di legno, soprattutto gli utai, che nel Lazio hanno una certa tradizione, e abbiamo fatto degli esperimenti preliminari sul legno, sui tarli, lo vedete poi un tavolo, poi anche per disinfestare da microorganismi, per esempio quello è un microorganismo che di solito si trova sulla carta. Su questo stiamo continuando a lavorare. Adesso in collaborazione con l'Università di Tor Vergata ci hanno portato dei pezzi di pergamena dell'Archivio del Vaticano, molto in cattivo stato, e per poterli irraggiare senza rovinarli abbiamo dovuto prevedere che l'irraggiamento fosse fatto in atmosfera controllata, perché altrimenti si ossidano, e a quel punto abbiamo previsto dentro la camera flussi di azoto, che è un gas inerte, in maniera da poterli irraggiare senza bruciarli, perché se tu ci togli l'ossigeno questi non bruciano.
Ovviamente abbiamo fatto prima le prove su campioni analoghi moderni, eccoli lì, quelli che vedete sulla destra, e poi su campioni veramente degradati. Non vi posso far vedere i risultati perché i microbiologi hanno detto che, essendo roba viva, prima di dire che è ben morta, vogliono aspettare i loro tempi di controllo. Quindi ormai stiamo aspettando da 1 mese e mezzo il risultato. Abbiamo anche sviluppato un dimostratore software che forse vi interessa meno, ma a noi consente di gestire una grande quantità di dati, perché una cosa è avere un singolo spettro e dire vabbè adesso me lo guardo bene, capisco a chi somiglia, è una cosa avere infinite, non infinite ma centinaia e centinaia di spettri per ogni riga nel momento in cui si fanno analisi di immagine. C'è bisogno che vengano fatte in maniera automatica e noi abbiamo sviluppato degli algoritmi sia statistici standard, sia guidati, per cui una volta che abbiamo un database riconosciamo a chi appartiene, e sia degli operatori di proiezione. L'abbiamo usato per il LIF, ma l'abbiamo usato anche per il Raman e in genere è adatto per tutte le tecniche spettroscopiche. Questo è un modo di vederlo, qui c'è un'immagine e si vede la distribuzione dove i materiali analoghi si trovano e se abbiamo degli spettri di riferimento possiamo anche riconoscere il materiale. Questo è un dimostratore che è stato sviluppato in casaccia, quindi non nella mia divisione. Quello che vedete lì sulla destra sono delle tavole vibranti. Le tavole vibranti sono un simulatore di terremoto, vibrano in tutte e 3 le direzioni, quindi sul piano e sul fuoripiano, e sono in grado di simulare tutti i vari terremoti che periodicamente ci affliggono. Perché li abbiamo usati per le belle arti? Perché il laboratorio ha dimostrato di essere in grado di realizzare dei supporti per le statue che disaccoppino la statua in caso di terremoto, e hanno anche realizzato un sistema ottico per cui quando arriva in anticipo la notifica della scossa o dell'evento sismico attivano direttamente il supporto vibrante, altrimenti il supporto antivibrante può essere attivato sempre, però ci potrebbe essere il visitatore stupido che va a dare una spinta alla statua e fa danni. Quindi l'ultimo figlio di questa attività è stato anche un controllo ottico che, sfruttando il fatto che le onde sismiche ci mettono un po' di tempo ad arrivare, può attivarsi solo in caso di emergenza. Hanno fatto dei conti che se c'è un terremoto in Garfagnana, che è la regione nord della Toscana, che è area sismica, sono in grado nel giro di qualche secondo di mettere in sicurezza il David di Michelangelo a Firenze. Adesso stanno in trattative se realizzare questo supporto o meno. Un altro uso di queste tavole vibranti è stato verificare che le tecniche di trasporto delle opere d'arte, vedete lì il collega che se ne è occupato, fossero effettivamente tali da non stressare l'opera. Questo è l'Augusto di prima volta portato a Parigi, da non stressare l'opera durante il trasporto, e quindi hanno verificato che tutti i meccanismi di contenimento fossero effettivi. Queste sono richieste specifiche. E invece gli interventi esterni, qui ce n'è una lista, ve la potete leggere, ci sono catacombe, ci sono edifici monumentali di grandi dimensioni, ci sono siti archeologici, ci sono musei con varie esigenze, quello degli strumenti musicali che voleva le radiografie, quello delle mura aureliane che aveva bisogno di altre cose, quello di Palazzo Altemps con le sue statue, ci sono esigenze su dipinti e c'è molto su tombe e catacombe. Questa è la mappa del Lazio, se la riconoscete, in realtà non è tutto, manca una parte sud, ma sostanzialmente noi abbiamo lavorato nella zona di Roma, dove vedete in basso tutti i puntini, nella zona della provincia di Viterbo fino a Tarquinia sul mare, dove sono le tombe etrusche, nella zona di Rieti, che è quel puntino centrale, e lassù vedete un puntino che è la zona del terremoto di Amatrice. Allora, noi abbiamo esaminato tutta una serie di casi. Ve ne faccio vedere qualcuno perché è particolarmente caratteristico.
Un primo caso riguarda la conservazione ed è la cupola della chiesa di San Costanzo a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Poi ci sono 3 casi che vi faccio vedere volentieri sulle diagnostiche, e sono una tomba etrusca, una catacomba e le statue di marmo del Palazzo Artemis a Roma. E poi faccio vedere un singolo caso di monitoraggio in fibra ottica che è particolarmente significativo sul campanile di Duomo di Rieti. Il primo caso. Allora, questa parte della presentazione è volutamente organizzata in domande e risposte. Queste sono le domande che voi vedete sempre all'inizio, fatte dai restauratori, o dai conservatori o dai gestori del sito, e pian piano, mentre io vi faccio vedere le slide, appaiono le risposte. Prima domanda: c'è una chiesa, un cantiere aperto, vedete lì c'è il cantiere, e sopra la scaffalatura in alto c'è un cupolino. Nel cupolino, mentre lo pulivano, hanno scoperto che c'era un affresco sottostante, lo vedete lì in condizioni veramente terrificanti. Questo è il sandwich che le restauratrici hanno fatto per spiegare cosa c'era, e hanno chiesto, data questa situazione, un laser clinic può aiutarci. L'affresco originale era lo strato principale e sopra c'era una parte a tempera e poi a secco di varie epoche. Noi abbiamo portato prima le nostre diagnostiche per cercare di capire lo spessore dei vari strati e anche i materiali originali presenti e anche la presenza di biodegrado in alcuni punti. Abbiamo fatto anche la termografia per capire dove c'è un'infiltrazione di umidità. E poi abbiamo portato il laser cleaning. In realtà abbiamo portato 3 tipi di laser per fare laser cleaning, operati in varie maniere, e alla fine uno dei laser che poteva operare con impulsi lunghi e anche impulsi brevi, ma con switch lungo, quindi dell'ordine di centinaia di microsecondi, è risultato adatto. Noi abbiamo, nell'ambito del progetto, insegnato alle restauratrici a usarlo, e le restauratrici hanno tenuto il laser che era stato messo a disposizione dalla ditta Elen produttrice per fare loro la pulizia. Quindi noi abbiamo fatto il corso di qualche giorno e loro hanno cominciato a pulire. Ovviamente i pro e i contro sono quelli che hanno riscontrato loro. Questa trasparenza è stata fatta da loro. Non invasivo, alta precisione, bassa velocità di pulitura, la morfologia è regolare, e in questo caso particolare purtroppo l'affresco sottostante aveva la base gialla così come la scialbatura sopra, e quindi era difficile. E poi un dato tecnico per loro importante: non era possibile preconsolidare, e quindi ci hanno messo il loro bravo tempo, però hanno fatto. Qui vedete alcuni esempi, non vi posso far vedere l'affresco intero perché ancora non hanno fatto delle foto complessive perché stanno ancora finendo di consolidare. L'affresco era della bottega del Cavaliere Latino, voi sicuramente lo sapete meglio di me, comunque mi hanno detto che era il maestro del Caravaggio, quindi era qualcuno di una certa importanza. E noi siamo stati molto contenti perché è stato possibile restaurare circa un 2/3 di ciò che era restato dell'affresco originale, il resto non c'era proprio più. E questa è una. Questa invece è una tomba etrusca. Questa è la tomba dei demoni azzurri, questo è il modello 3D che abbiamo realizzato. Dopo magari, se qualcuno interessa, ve lo posso far vedere sul computer. Questa è una parete interessante particolarmente, dove c'è il famoso demone. Se guardate bene è la figura più sulla destra che tiene i serpenti nelle mani. E poi ci sono altre immagini su altre pareti, per esempio su quella parete dove non si vede assolutamente nulla, l'elaborazione delle immagini ha portato a ritirare fuori il quadrupede, che secondo gli storici dell'arte è un cervo. Io la mano sul fuoco non ce la metto, però mi si dice che è un cervo. Allora, quello che abbiamo fatto era rispondere alle domande degli storici dell'arte, anche in questo caso, e dei restauratori. Allora, le domande erano:
I pigmenti originali, i demoni erano blu, i consolidanti moderni sapevano che c'erano stati messi alla scoperta della tomba nel 1982, volevano sapere se ci sono ancora e dove sono, e come è stata dipinta, qualcosa sulle tecniche di preparazione del background. Allora, prima cosa, abbiamo fatto la nostra colorimetria remota con lo strumento che vedete lì, quello che abbiamo introdotto all'inizio. Ce lo siamo portato lì, con tutte le sue scatole di elettronica. Lui, che era pensato per lavorare a 35 metri, ha lavorato a meno di 5, però il suo lavoro l'ha fatto. Lo strumento ci ha detto: signore, mi dispiace, ma secondo me questo demone è grigio, non è blu. Allora, la colorimetria dice che i demoni sono grigi. Qual era il colore originario? A questo punto bisogna andare con tecniche spettroscopiche e cercare di capirlo. Siamo andati con il Raman. Per il Raman in questo caso ci siamo portati una sondina. È una sondina commerciale, però poteva essere poggiata sull'affresco, che la tomba è molto piccola, quindi ci si poteva avvicinare e fare delle misure sui pigmenti. Abbiamo visto che il substrato conteneva calcite come strato preparatorio, ma non c'era carbonatazione, e quindi a questo punto lo spettro ci diceva che non era un affresco, ma era solo uno strato di bianco su cui erano stati messi i pigmenti. E invece abbiamo identificato il rosso come matite in l'ocra rossa. Siamo andati a identificare il famoso blu grigio, e cosa abbiamo tirato fuori? Una fluorescenza blu, una fluorescenza su tutto il visibile, che non consentiva nessuna assegnazione spettrale. Allora, a questo punto questa cosa ci ha incuriosito, abbiamo portato lo strumento che misura la fluorescenza per vedere se l'oggetto fluorescente poteva essere in qualche maniera caratterizzato. Abbiamo fatto uno spettro in una zona particolare in cui c'era una donnina che aveva la fascia della cinta e alcune altre parti che apparivano anche loro celesti e che erano intensamente fluorescenti. Allora, quella è l'immagine, la fotografia, questa è la fluorescenza e questi sono gli spettri raccolti. Quello che abbiamo osservato è che nelle zone blu, che appaiono blu all'immagine ottica, c'era una intensa fluorescenza nelle zone del vicino infrarosso, tra 800 e 900 nanometri. In letteratura è risultato che in questa zona fluorescono i pigmenti a base di rame. Quindi abbiamo ottenuto una firma spettrale caratteristica. A questo punto abbiamo usato il nostro strumento di software per capirci qualcosa. Abbiamo separato 3 bande, una banda ultravioletta, una banda visibile e una banda nel vicino infrarosso. Quello che è venuto fuori è che la larga banda visibile è relativa allo stato preparatorio, la banda UV localizzata è il consolidante, che è il paraloid, e le deboli strutture con l'intenso picco nel vicino infrarosso sono relative al pigmento blu. Per il paraloid abbiamo potuto dire quindi dove sta, che c'è ancora e dove sta, e a quel punto è risultato che sta esattamente dove era stato messo, perché appena è stata scoperta la tomba alcuni punti erano più fragili e quindi sono stati consolidati. E per il pigmento blu a questo punto ci siamo portati l'XRF e l'XRF ci ha detto che era blu egizio. A questo punto i demoni erano stati pensati come oggetti blu. Poi va bene, c'è le ocre che erano ossidi di ferro, il nero è organico perché non dà nessuno spettro, e poi vabbè, l'XRF non dà informazioni sull'ossolidante. Quindi questo è un modo di rispondere a una serie di domande. Allora, ci hanno provato in altre maniere. Una restauratrice stava restaurando un affresco nella catacomba di Sant'Alessandro, che è una catacomba poco nota nella periferia di Roma, verso la Nomentana. L'affresco, che è un raro esempio di affresco realizzato su materiale fittile, cioè su creta, ce ne sono pochi, mi ha detto 4 in Italia, di cui 2 stanno lì.
era in pessimo stato e c'era una scritta, perché dalle foto si vedeva che c'era una scritta, ma che ormai non si leggeva più. La prima cosa che ci ha chiesto: ragazzi, mi potete far rivedere la mia scritta? E noi abbiamo portato il sistema di fluorescenza sapendo che i consolidanti fluorescono, quindi se fosse stata consolidata c'era una probabilità di vederla, e ci è andata bene, perché la scritta era stata trattata come un consolidante, così come parte del disegno, e si vede che riemerge la scritta sotto l'efflorescenza salina. Poi, ovviamente, l'appetito viene mangiato, la restauratrice si è scatenata. Allora, è possibile, c'è ancora tutto lo strato pittorico, lo posso pulire? Che consolidante hanno usato così io lo posso pulire più efficacemente? E mi sapete dire pure quali erano i movimenti, già che ci siete, già che ci siamo. Questo è il sistema di fluorescenza, se ci fate caso sta montato in una maniera quasi umana, perché la catacomba è stretta 70 cm e questo era pensato per lavorare a 25 metri. Inoltre c'era un'umidità del 98%, noi abbiamo dovuto portare un computer a specifiche militari e lavorare con un phon, un asciugacapelli, acceso vicino alle orecchie. Dopodiché abbiamo cominciato a vedere le immagini e a vedere gli spettri. Questo è lo spettro, vedete, quello rosso è nella parte che non era coperta dall'efflorescenza e quello grigio dove c'è l'efflorescenza. C'è sopra un consolidante che domina lo spettro e appiccato a 340 nanometri. L'efflorescenza copre le lettere mancanti. A questo punto voglio sapere quali sono. Si prende il database di tutti i consolidanti, se ne aggiunge qualcuno, ad esempio abbiamo dovuto fare un campioncino con il silikato di etile e quindi ce lo siamo fatto con materiali analoghi a quello dell'affresco, quindi ocra sul tonaco, e abbiamo usato i nostri operatori di proiezione per capire chi dà lo spettro a 340 nanometri. Abbiamo ottenuto una risposta quasi soddisfacente. Di tutta la serie di consolidanti che abbiamo considerato, solo 2 hanno quel tipo di picco in fluorescenza, però 2 sono troppi, perché lei lo toglie in un modo se è silikato di etile, lo toglie in un altro modo se è EVA, cioè un vinilico. A questo punto abbiamo dovuto applicare tutte le tecniche spettroscopiche e fare quello che si dice un'analisi integrata. Allora, l'analisi integrata significava che abbiamo guardato la banda di Sant'Alessandro a 340, chi tra i consolidanti aveva la banda di fluorescenza e l'abbiamo caratterizzata. Abbiamo guardato la componente risolta in tempo e abbiamo scoperto che solo 2 hanno una componente pronta e gli altri no. Abbiamo guardato il picco Raman. Dall'insieme delle tre tecniche abbiamo ottenuto che si trattava di silicato di etile, che è un brutto materiale da usare nelle catacombe. All'epoca forse non si sapeva, perché non solo dà efflorescenze, ma penetra profondamente e riaffiora dopo il trattamento. Siamo tornati un anno dopo ed eccolo lì, lo spettrino rosso sulla stessa lettera che era stata pulita, ti dice che il silicato di etile è tornato e dovrà essere ripulito di nuovo. Ora stiamo facendo un'analisi per estrapolare ogni quanto tempo andrà pulito fin quando non se ne andrà per tutto. Però al momento l'affresco è stato pulito ed è visitabile. Questa invece è un'ultima informazione ottenuta sui rossi. Siccome abbiamo fatto la fluorescenza risolta in tempo, c'era un secondo affresco. Un'altra curiosità della restauratrice era: ma gli affreschi sono contemporanei o no? Noi non possiamo dare una datazione precisa, però possiamo dirvi che hanno usato gli stessi coloranti rossi e in particolare una miscela di ocra rossa e minio che sono caratterizzati dalla stessa costante di deterioramento temporale negli affreschi. La risposta è semplificativa, però era per farvi capire che spesso le domande sembrano semplici, ma
richiedono un lavoro abbastanza complesso per ottenere una risposta. Questa è l'altro tipo di informazioni che abbiamo avuto sempre dalla conoscenza sui materiali. C'è un museo a Roma, che è un museo minore, in cui c'è una grande collezione di marmi classici, che sono copie romane di statue greche. Piacevano ai papi, quindi c'è una collezione Ludovisi del fine del Cinquecento che è stata riscoperta, rimessa in sesto all'epoca, e si dice in particolare su questa statua i restauri siano di mano propria del Bernini. Allora ci è stato chiesto, dobbiamo restaurare di nuovo questa statua, ci dite un po' di cose, quali sono i materiali originali e quali sono stati reintegrati nel 1500, poi casomai fosse poco, materiali usati nei precedenti restauri dell'epoca moderna, e se ci sono prodotti di degradazione. Dopodiché noi abbiamo portato quello strumento che vi ho fatto vedere, che fa solo le immagini, e abbiamo visto che la statua mostrava delle zone diverse, e in particolare nell'immagine 380 c'erano delle zone particolarmente intense. L'abbiamo processata facendo rapporto fra le varie immagini ed è venuto fuori che ci sono 3 parti assolutamente diverse, una parte esterna dello scudo, l'elsa della spada e il piede, e in più anche il puntino che sta nell'altra immagine, che è comunque diverso. Quindi possiamo discriminare i materiali originali da quelli di porto. Ovviamente l'appetito viene mangiando, adesso dimmi quali sono. Allora, quali sono? Abbiamo portato il sistema che fa gli spettri e l'abbiamo applicato perché è più lento solo su una parte selezionata della statua, che è quella vicino al piede, e abbiamo visto che abbiamo, rispetto al nostro database di riferimento, il marmo tipo greco nella statua principale, il marmo di Carrara nei riporti, e questo vuol dire che i riporti del 500 sono stati fatti col marmo di Carrara. Poi, che altro restauro abbiamo potuto vedere? Il piede è stato incollato. Per far coprire l'incollatura è stato usato dell'ossido di zinco. In quel piccolo punto, in quel piccolo strato di qualche millimetro, abbiamo visto uscire fuori l'ossido di zinco. Quindi l'ossido di zinco è stato usato come sbiancante per far apparire l'incollatura e per nascondere il processamento. L'ultima informazione è stata che non siamo riusciti a vedere le varie cere, però abbiamo visto che alcuni punti di degrado, soprattutto sull'altra statua, quella di Oreste d'Elettra, c'era la presenza di gesso. Quindi quelli sono i punti dove la superficie del marmo è più danneggiata ed è necessario andare a fare l'intervento di restauro. Ovviamente una volta identificato dall'immagine di fluorescenza possiamo fare la mappa e loro sanno dove andare a mettere le mani. E questo è piaciuto anche. Abbiamo fatto contenti anche in questo caso i restauratori del museo. Vi ho parlato delle mura aureliane perché qualcuno di voi è interessato alla carta, quindi questi non sono graffiti su carta, sono graffiti sul muro. Questa è una torre delle mura aureliane dove i soldati, lì era una torre con più piani, adesso i piani intermedi sono andati più, dove i soldati mentre facevano la guardia scrivevano sui muri. E queste sono scritte che vanno dall'epoca medievale fino al 1860 all'Unità d'Italia. E la curatrice voleva una lista virtuale e quindi ci ha chiesto di raccogliere il modello e anche di leggere le scritte. Se vedete abbiamo cominciato l'analisi dei dati, qui per esempio c'è una scritta che è un verso di Ugo Foscolo, un poeta italiano dell'Ottocento, con una firma e adesso stanno discutendo se autografa o meno. Per il lavoro di laboratorio ci tenevo a far vedere un lavoro di preparazione che stiamo facendo di caratterizzazione di multistrati, sistemi multistrato, che a noi servirà per calibrare sia la pixel che il terahertz e anche il LIPS. E questo lavoro è stato iniziato in collaborazione con UPO, con la Silvia Loria Gomez, che è venuta per 3 mesi da noi l'estate scorsa,
E questi per esempio sono delle cose interessanti perché fanno vedere per esempio come lei ha costruito degli strati successivi simili a quelli che si trovano in alcuni affreschi d'epoca, e l'ha fatto sulle mie per comodità. Noi possiamo distinguere i vari strati con un semplice forellino di polvere, e si vede per esempio che alcuni materiali sono caratterizzati dalla presenza di arsenico, che non è una cosa visibile, di rame, si vede lo strato intermedio e poi si vede il substrato. Adesso stiamo facendo un'intercalibrazione delle tre tecniche proprio per poterle poi usare come riferimento su campioni reali. Questa è la parte di monitoraggio, qui siamo su tutt'altra scala. Vi ho detto che la fibra ottica può essere usata per grandi distanze, si mette nelle crepe o addirittura nelle catene. Non so chi di voi si interessa di problemi di sismica, ma quando un edificio ha sofferto un terremoto si mette una catena e tira e tiene in due pezzi assieme. Si può apprezzare la catena, smontare la catena e capire se quella catena è rimasta in tensione dopo un momento successivo o con il passare degli anni e non fa più il suo mestiere. Ci è stato chiesto di farlo a Rieti, su questo campanile che aveva subito un terremoto all'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, inizio del Novecento, e prima del terremoto del centro Italia, quindi noi l'avevamo già apprezzato e stavamo controllando le catene. Questi sono dei cicli periodici di mesi di acquisizione dati, cicli giorno-notte, cicli termici. Sembrava che la catena stesse buona al suo posto. E quello che è successo è che poi c'è stato il terremoto. E l'informazione che il nostro sistema ha dato è non tanto la scossa, perché il sistema fa misure ogni minuto, quindi la scossa dura meno, ma il fatto che la catena è tornata esattamente nello stesso punto dove stava prima. Quindi questo campanile non è stato danneggiato dalle scosse. E questa è un'informazione importante che noi abbiamo avuto in tempo reale, perché con tutto il nostro sistemino di acquisizione dati ci mandavano i dati direttamente in laboratorio, quindi il collega ha visto sul suo cellulare la risposta della catena mentre c'era stato il terremoto, e ha potuto anche dire: vabbè, controllatelo se volete, ma lui sta a posto e non fa stress a nessuno, non questa volta almeno. E dopodiché il comune di Rieti ha chiesto di fare un accordo e di mettere in sicurezza anche un altro paio di edifici. Questo è invece nella zona terremotata, questo è il comune di Accumuli, c'è una chiesetta che non è crollata, quindi fuori della zona rossa, ma che stava messa male. Sono state fatte delle opere provvisionali di legno per tenerla in piedi, poi si vedrà se e come rimetterla a posto. Noi abbiamo per la prima volta strumentato le opere professionali, perché lì c'è stato per quasi un anno uno sciame sismico, e così possiamo vedere se l'opera provvisionale continua a mantenere a fare il suo buon lavoro oppure no. E questo è la deformazione dell'opera provvisionale al variare della dilatazione termica giorno-notte e al variare delle stagioni. Questo è stato il primo acquisito quest'estate, adesso ne acquisiremo l'inverno e vedremo se le variazioni sono comunque tali da mantenerlo in buona forma. E io vi ringrazio dell'attenzione, forse ho chiacchierato un po' troppo, ma ho cercato di parlare lentamente perché sennò diventa difficile. Domande? Quello che volete. Gracias, señor Roberta. Y ahora quería pedirle a la doctora Pilar Ortiz que modere ya las preguntas, ya que ha sido el enlace que ha permitido que Roberta esté aquí. Preguntas, dudas que tengáis, comentarios. ¿Alguna aclaración que queráis? ¿Aplicaciones posibles?
Bueno, yo creo que algo interesante de este proyecto es que muchas veces los que somos más de ciencias, ¿no? Hablamos un lenguaje diferente a los restauradores, y creo que aquí desde el principio de este proyecto lo que se ha intentado es que fuera directamente el restaurador el que preguntase, y a partir de ahí se desarrolla la ciencia, que muchas veces nosotros lo que hacemos son análisis y nos decís, y esto a mí no me sirve para nada, porque me estás dando la línea espectral de tanta longitud de onda, pero no estás contestando a mi duda o a mi pregunta. Y yo creo que en ese sentido este proyecto se ha planteado de una forma totalmente diferente que es muy interesante para nosotros en general, y que nos puede hacer aprender y desarrollar proyectos en el futuro o líneas de investigación incluso que pueden ser, nos pueden permitir aprender para el futuro. No sé si tenéis alguna duda, creo que ha tratado muchos materiales, Marisa. Sì, Roberta, grazie mille per la tua conferenza, perché è stata bellissima e molto chiara, in italiano ma molto chiarissima. Allora, io brevissimo una domanda, mi interessa il sistema Lira e anche il sistema Green, tutte e due sono per lavorare con spettroscopia Raman, checking sono, Raman spettroscopy, e ho visto che si può vedere con il Lira leganti, ma questo è molto interessante perché molto spesso quello che vediamo con spettroscopia Raman spettroscopy sono i pigmenti e alcune materie coloranti come l'indico, ma non sapeva che era possibile. I leganti si possono vedere, ma per vederli noi siamo dovuti andare a energia maggiore di quella che si riusciva a vedere i pigmenti. Allora, quando lavori sui pigmenti puoi lavorare a un'energia tale di essere assolutamente non distruttivo. Quando vuoi lavorare sui leganti devi andare un po' più verso il blu, quindi non devi lavorare con 785 nanometri, noi abbiamo lavorato 532 oppure addirittura ultravioletto 355, e a quel punto c'è un piccolo danno, quindi devi valutare se vale la pena di vedere il legante in una maniera che è microdistruttiva o no. D'altra parte, quando facciamo il blitz noi siamo microdistruttivi, quindi sei meno microdistruttivo del blitz, ma non sei sotto la soglia di essere non distruttivo. Perché noi sempre quello che facciamo è lavorare con Raman per l'identificazione dei pigmenti e anche in materie coloranti, ma quando vogliamo identificare i leganti praticamente sempre dobbiamo scendere alla cromatografia. Sì, oppure noi preferiamo usare la fluorescenza, sì, però non tutti sono fluorescenti. Va bene. Quindi se alzi molto l'energia del laser riesci a vedere anche i leganti. Almeno quelli che abbiamo portato lì poi. No, è stato interessantissimo perché se ti serve ti posso mandare anche l'energia che abbiamo usato. Io ti scrivo perché è stato molto interessante, grazie mille. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues agradecer a la Universidad de Valencia que nos haya dado esta oportunidad, y por supuesto a Roberta, que esté aquí hoy explicándonos el proyecto COGRA, y a Enea en general, porque bueno, creo que es muy interesante. Y como no, al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y Investigación, que nos ha unido a todos y que ha hecho que estemos todos hoy aquí. Gracias a todos también por habernos escuchado y haber estado aquí hoy con nosotros. Grazie a tutti per essere stati in ascolto un'ora, che non fatto tempo. Grazie.